Chiesa Nuova, altopiano della Lessigna. Una mappa storica già utilizzata dai pionieri della corsa orientamento negli anni '80 ha tenuto a battesimo nel 2011 una nuova specialità, l'Orienteering Marathon. È un'esperienza innovativa che ci ha impegnato anche con novità dal punto di vista tecnico e organizzativo, perché il percorso così lungo prevede il cambio di cartine, esattamente avevamo 3 cartine nella stessa gara, cambio di sicar, quindi ricerca di percorsi di punti particolari lunghi, però ormai siamo abituati all'organizzazione di gare, per cui conosciamo bene il nostro territorio, per cui l'abbiamo fatto volentieri e con passione. La formula dell'O Marathon, oltre che per lunghezza e dislivelli particolarmente impegnativi, si caratterizza per la partenza in massa di tutti i concorrenti. Una nuova esperienza in un contesto splendido, quale quello qui dei Monti Lessini. Io credo che sia un test assolutamente superato e positivo. Sto sentendo commenti da tutti gli atleti veramente entusiasti del percorso, stanchi ma felici. Nel percorso più lungo la vittoria finale dopo oltre 2 ore di gara è andata al trentino Giacomo Zagonel, atleta nel Giro della Nazionale Giovanile. Ero indeciso a fare la mia categoria oppure la categoria superiore, ho deciso di fare la senior e è stato interessante. Sono partito con 2 sempre della mia categoria, li ho persi al primo giro di farfalle, sono andato sempre da solo, ho visto qualche concorrente di altre categorie e si è concluso da solo. A dominare le combattutissime categorie Master e Super Master sono stati invece un po' a sorpresa 2 atleti veronesi, che all'arrivo quasi non credevano al loro risultato. Dopo che ho sbagliato, ho perso il contatto con alcuni che sapevo che erano in gara con me, non sapevo più dove ero, capito? Quindi ho corso, ma non sapevo di essere primo. Bello, forse mi dispiace che eravamo un po' in pochi come partecipanti, però bello, sì, bellissimo. Una gara così lunga io non l'avevo mai fatta, quindi non sapevo nemmeno quale sarebbe stata la mia prestazione, è stata un po' una scommessa, un po' quasi per divertimento. Poi ho visto che stavo bene, ho incrociato i più forti sicuramente, De Paoli, Cavazzani anche negli ultimi punti e sono rimasto tranquillo, concentrato e tutto sommato lucido, insomma è andata benissimo. Poi insomma la Lessigna è una montagna che conosco, visto che sono veronese, no? È andata bene, benissimo, mi sono molto divertito. A quasi 30 anni dalle prime gare l'altopiano della Lessigna si è dimostrato ancora una volta un campo di gara ideale per la pratica dello sport e dei boschi. A nome dell'amministrazione comunale ringrazio proprio gli organizzatori nelle figure dell'Orienteering, della Lessigna Orienteering, per aver organizzato questa manifestazione così bella e così coinvolgente anche. L'Orienteering a Bosco Chiesa Nuova è cultura sportiva e tradizione. Grandi campioni come Paola Pezzo nella mountain bike ed i fratelli Valbusa nello sci di fondo e coinvolgimento giovanile che parte dagli istituti di istruzione. Sono stati organizzati negli ultimi anni dei corsi, soprattutto nelle scuole medie, per far conoscere e appassionare i ragazzi a questo bellissimo sport. Il territorio delle Lessini non lo scopriamo oggi, è splendido. Un grazie assolutamente alla SD Lessini Orienteering e alle società di Verona, perché questo territorio veramente merita, anzi dovremo fare in modo che possa esserci un ulteriore sviluppo e un potenziamento anche dell'attività orientistica qua su, perché veramente il territorio è splendido.